Allora, l'altra volta abbiamo messo al fuoco molta carne. Quindi avete sapere sta sul stomaco, se lei digeria, se la resta qui in un piatto. Se avete delle domande, fatele tranquillamente, io ritorno su quello che abbiamo parlato. Su quello che abbiamo parlato. Sì, ma quelli che c'erano, se hanno delle domande per quello che abbiamo detto, su quello che abbiamo sviscerato l'altra volta, tutto bene, sono stato così bravo. Non mi ricordo bene l'accento circonflesso. Non abbiamo parlato. Come? Dell'accento circonflesso. Ne abbiamo detto, le faccio vedere così, ma dell'accento circonflesso non abbiamo ancora parlato. Avevo detto che quando due per fare l'ese Sì. scrivono la U con l'accento. Sì. Dove eravamo rimasti? Alla U che mettiamo l'accento circonflesso. Sì, può essere un modo per identificare, ma non è corretto, perché l'accento circonflesso ha una funzione particolare, che messo così le ha vecchio. Allora, per la O abbiamo analizzato l'altra volta tutte le lettere dell'alfabeto, no? Perché prima volta abbiamo fatto X, Y, X il lungo e C cedigliato. Questa volta, l'anno volta passata, siamo andati avanti e analizzato tutte da fino a Z, no? E direi che la lettera che crea più problemi è la lettera O. Perché? De volte se lese O, de volte se lese U, de volte so che mi dico U, come devo scrivere. Non c'è una regola che ci permette di gestirla in modo perfetto. Però c'è qualche punto fermo. Il punto fermo è che se io dico O, che ne so, porco, maiale, dico O, po', ma non me lo devo neanche porre il problema cosa devo scrivere. Dico O, no? Quindi se dico O in senese, in italiano a maggior ragione sarà O. Cioè se dico in senese, se devo scriverla, la scriverò O. Porco, poi costa, porta, eccetera, eccetera. No? Quindi se è O non ci piove, sarà sempre O, quindi il problema non si pone. Se invece io dico U, come il ponte Morandi, punte, come devo scrivere? Devo scrivere U o O. Allora, faccio riferimento alla parola italiana. La parola italiana è ponte, di conseguenza scriverò ponte in senese, e in questo caso la O si leggerà U. Perché io l'ho già letta in inglese, lo so già che si legge, che si dice U in genovese, però come la devo scrivere? La scrivo O perché in italiano il corrispettivo è O. Poi si legge sempre O, questa cosa l'ho dito anche la prima volta, no, sempre O. Sempre U, si legge sempre U quando è in finale di parola. Prima avevo detto porco, porco, la O abbiamo detto che si legge sempre U in finale di parola. Quindi sempre in finale di parola U. Poi che ne so, porto, perché è in finale di parola. Altre parole suggerime? Treno, gatto, matto, vabbè, va basta. Basta. Abbiamo capito. Di capire. Ecco, questa è diciamo una regola. Quando finale si dice sempre U. Sì. Sempre. Quando sento dire una parola, quando dico una parola che finisce per U, senza accenti, U semplice, porco, treno, gatto, io scriverò sempre O. E quando trovo la O in finale di parola, O semplice, leggerò sempre U. Quindi porco, treno, gatto, eccetera. Invece all'inizio allora, poi se la parola è accentata come Bajeko, allora no. lo dico già Bajeko, no? Però lo sentite che è tronca la parola, cioè l'accento cade sull'ultima toccata. Quindi
base co, poi cos'è che è? Verso, Comò. comò, e non è guai, Sì. comò, trumò, e poi non è altro. Quindi in finale di parola con accento. Mentre invece l'accento grave lo troverò dentro la parola quando mi troverò di fronte a un participio passato dalla prima coniugazione che è, per esempio, mangiare, Mangiò. mangiò, cantare, cantò, pescare, pescò, eccetera. No? Per esempio, mangiare, mangiò, mangiò. E mi ho detto anche che questa non è un fonema, è un dittongo perché si leggono separatamente, però non hanno identico valore perché la O è prevalente, la U si avverte appena. Mangiò, la U quasi quasi non si sente. Poco importa, perché tanto ormai siamo abituati a dirlo, no? Mangiò, questo è un participio passato e può essere anche un sostantivo. Pescò nel senso di pescatore e non solo di pescato, mercò, mercato, zugò, eccetera, eccetera. Ecco, in questo caso. Non è che si segue, poi i fautori dall'usare l'accento grave sulla O sempre quando si legge O, che è una coperta corda per me. Perché? Vabbè. Perché a volte se ti metti l'accento e ti dai la zappa sui piedi. Perché? Allora, se è tonico, se la O è tonica, va bene, potresti anche mettercelo l'accento scrivendolo, però anche in italiano è tonico, però non devi mettere nemmeno gli accenti. No? Porto, c'è chi scrive porto, in modo che chi ti sa qual è O. È tonico e va bene. Poi cosa che può essere? Morto. 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 Per quello che l'ho detto, no? Non lo vedi. Congruo, ma non è parola italiana, congruo, faccio un termine. Monte no, monte si pronuncia U. Vabbè, ora a me non me ne viene in mente parole, ma comunque, quando è tonica la O, si può mettere, però già se è tonica si legge O. Va bene, da solo. E ora io vi elenco diverse parole che potrebbero creare dei problemi usando questa soluzione. Per esempio, vino bianco o rosso, vin gianco o rosso, vin gianco, scrivo così, gianco, dirò gianco perché è il finale di parola, o oppure, congiunzione, russo, Non ce lo metto. Chi? Dico no, deve mettere l'accento. Però se io la leggo, tu l'altra volta mi hai fatto notare, la leggo marcata. Gianco, anche perché così scritto è voce da verbo avere. Quindi non è che. Poi ci sono quelle parole che sono le parole che noi che sono le parole, poi vi spiego più avanti, vi spiego io perché dicendo che sono le parole le sbaglio. È italianizzato. Poi vuol dire. Tipo ortica, com'è l'ortica? Ortiga. 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 Allora. O. Intanto all'inizio. Ortiga in senese. Ortiga. Come se lese O, che metto l'accento? Lesimela? Ortiga. E via discorrendo. A me me le segnate, tutte le scritte, tutte che nella riga che non finisce. Però scusa, se a regola che all'inizio della parola è sempre O,
Si legge No, all'inizio della parola non è mai non è sempre. sempre. Non è No, perché dico oca Oca. e orso, cosa dice urso? Brava. Chi dico oca, chi dico Ah, è urso. vero. Quindi allora chi ti che mette Allora, l'accento? vai, Oca. regola, sì. Non lo riesci. Occasion. Occasion. L'accento tonico dov'è la parola? Questa, no? L'accento tonico. A parte il fatto che non lo posso mettere in senese perché altrimenti usando questa soluzione la leggerei o e allora va a farsi frise occasione, no? Quindi non lo metto. Però se uno se legge chi lo metto chi? Non è occasione, ma è occasione. Diventa sdrucciola. Quindi ha una coperta chiusa. Poi si usa anche gli accenti, circonflesso e dieresi e vediamo che a seconda delle cossettive usi talesi o talesi u. Poi vediamo, pian pianino la ripeto. Poi abbiamo parlato della S e della Z. L'altra volta mi sono scordato comunque di dire che in senese, in italiano ve ne due tipi di Z, no? Tipo, quella in genovese non esiste l'italiano prospettivo di zanzara, zuzzurellone. In senese è solo zena e basta, zueno, zebu, eccetera. Bronzo, in italiano è anche l'altra Z, aiutatemi, che non è z. Senese? No, in italiano. Vabbè, comunque c'è. No, sicuro che c'è. Sì. Quindi in genovese non c'è la Z di zanzara. Bronzo No, zucchero. Zenzero. zenzero è la Senese. Vabbè, comunque non vengono. Allora, S e Z. Possiamo fare anche confusione, perché esiste in italiano e anche in senese la S sonora e sorda. La S sonora è quella di Asia, paradiso in senese e in italiano paradiso, anche in italiano Asia, Sogno. Svizzera, francese, Ce n'è due. Ze. Ecco. Quindi questa S è in Asia lo si scrive con la Z, Asia. Neanche quello era già. Paradiso, non si scrive qua Z, no? Ecco, quindi di conseguenza ha scritto qua S. Però la dirò con una S non sorda ma sonora, Z, no? Z. Per senese lo si scrive così, francese anche. Z, non qua Z. Anche segnati di musetta, anche in italiano, alla Z. Quella che pronunciamo, ma non è Z scritta. Quindi questa è la S sonora. Invece la S, quella sorda, è quella di, per esempio, senza, sarsa, sarsa o salsa, sarsa, S, mensa. Poi altre parole che mi dici? Sogno. Sogno. Sogno? No. È italiano sogno. In senese è sonno. Vabbè, sonno però c'è un fonema che non abbiamo ancora visto in sogno. Vabbè, comunque li capiamo. Sì. Sandra, non è Zandra. Mentre invece la Z esiste, è quella sonora. Per esempio, Masu in questo senso è maggio.
ma non è il mazzo. No. Il mazzo, come è? Massu. Massu. Mazzo di fiori. quindi Massu. Massu, massetto. Massu. E conseguenza, se che fai tu caso, si scriverà sempre S quando mi pronuncio S. Se pronuncio S, scriverò sempre S. Giusto? Non è come quella da O. Se mi dico O, scriverò sempre O. Se mi dico S, senza, massu, e via discorrendo. Russu, sempre S. Sempre Di dopo, conseguenza, sempre dopo la S, no? come? Perché sempre doppio la S. Non è detto, senza non è Nel dubbio. senso no. Senza non è dubbio. Sempre sorda, però... Invece, se sento di Z, se dico in Z, allora mi devo porre il problema. È un po' come quella della C cedigliata. No? Se in italiano è S o Z, allora facciamo l'esempio. Allora, quindi sono aspro o sordo. Allora, lasciare perdere gli aspri, i dolci, eccetera. La meglio, almeno a me mi pare che sia meglio ricordarsi surdo sarà una S e sonoro sarà una Z, no? Faccio sonora Z. Anche la Z può avere due suoni, però lasciamo perdere, che nessuno non impegnato a Z, perché quella quello di station che però vediamo che ha un caso in particolare. L'amletico dubbio, quando scrivere S e quando scrivere Z, in genovese non esiste il suono dalla Z, come quello nelle parole italiane zanzara, zenzura. A suono sordo, che sa inequivocabilmente di S, quindi scriverò sempre S. Giusto? Come canzone, che in italiano è canzone, a me non me ne frega niente se in italiano è Z. Se mi dico S, è S, punto. Come si scriveremo? Asia, Svar, perché è quello che avevo detto io. Resta da decifrare il caso dei termini italiano, rosa e crosa. Rosa, mi dico Z, no? Dico Z, rosa, paradiso. Allora devo scrivere qua Z o qua S? In italiano com'è? La S. Rosa. E allora scrivo rosa e la pronuncerò con la S sonora. Poi la famosa parola crosa, Creusa de Mar, di André quando l'ha scritto Creusa de Mar, nel testo sono prendete che sei a 30 errori, non hanno sottoposta, hanno scritta così come veniva. Però scrivano Creusa. Creusa. Allora, la parola corrispettiva in italiano non esiste, perché crosa, malgrado certe targhe delle vie o dei, appunto, dei vicoli, eccetera, che mettono crosa di, però non esiste la parola crosa. Però prendiamola per buona che esista la parola crosa, e allora si scriviamo con la S, perché è la S in italiano. Come rosa. Che di vocabolario addirittura che si contraddicono. Scrivono rosa, rosa e poi scrivono creusa. Allora, amico, che differenza c'è tra queste due parole? Che è C iniziale e basta. Perché allora ti si scrive qua Z e pronuncia l'ennesima? Giusto? Quindi mi scriviamo sempre rosa, se scrivo rosa, scriviamo anche creusa. Però dai, l'ha scritto di Andrea, accettiamolo, ma accettiamolo così come beneficio alimentare. Giusto? Poi, quello famoso discorso da station, dove qui si parla del caso in cui la lettera Z sia sonora.
station, ma io station Con 2 S. come lo pronuncio? Con 2 S. Lo dici con 2 S? La direi con la S lunga, che Sì. è da forza. Allora, dillo un po'. La ringrazio. Station. Mettici una S sola. Amelia, dimmi, mettici una S sola. Station. Ma non vediamo station, vediamo station. Si sente. Condition. Condizione. Condition. Giusto? Quindi, facendo un'analisi fonetica, ne parlò con gli altri che non viene dall'analisi fonetica, noi? No? No. Allora, l'altra volta abbiamo parlato, loro c'erano. Esistono 3 tipi di analisi, no? Grammaticale, logica e... No, esistono 2. Quella fonetica l'ho inventata, però è importante, perché dipende da come io pronuncio una parola e dipende poi come la posso scrivere. Quindi, analizzandola foneticamente, come dico? Condition, 2 S. Se mi dico 2 S, doppia, cioè non me lo pongo più il problema, magari a gazzetta. Allora, se dico S semplice, S e sarà sempre S, scriverò sempre S. Se dico doppia S, scriverò sempre doppia S. Il problema me lo devo porre nel momento in cui dico Z. Il problema di vedere se si scrive Z o S me lo devo porre nel momento in cui pronuncio Z. Paradiso, allora perché vede in italiano, paradiso, allora sei S. Ma se pronuncio una S senza, oppure station, condition, lezione, eccetera, eccetera, S doppia, scriverò sempre S doppia. Giustizia. Station scriva i vocabolari, no? E per pronunciarla poi station. Ma a me se vedo così non posso pronunciarla station con 2 S. Sono obbligato a scrivere a pronunciare station con una S su. Tanto a Zena lettere, vocali, consonanti eccetera, da mettere in giù le parole e mettiamo a profusione perché tanto non costa niente. Stagione. Io devi mettere e via. Quindi, ripeto, solo una S sarà sempre S, 2 S saranno sempre 2 S. Se pronuncio Z, allora vado a vedere, in italiano creusa, reusa, altrimenti se l'è zingu, zinco, dico Z, e in italiano è Z, zingo, la scrivo io, zingu. Qua G, zingu. Ma allora scusa, stazione si scrive Station. con 2 S? 2 S, sì, doppia S, sì. Ma perché è brutta Station, lezione. È brutta vedere la scritta con 2 S. Se tu la pronunci con 2 S... Effettivamente. Anche giustizia, se la guardi, anche giustizia. Dici è brutta scritta. Giustizia. Però ci va bene. Se la pronunci con 2 S, scrivi con 2 S. La scrivi come la pronunci, Non non è che ci metti una cosa, la scrivi in un modo e poi la devi pronunciare diversamente. E non è neanche un caso di cacografia, no? Che ne parlo l'altra volta, non so se esiste in italiano, ma ho 20 anni, esiste cacofonico e esisterà anche cacografico, no? Scusa. Gradì che prima abbiamo visto la parola zeneise, qui uso la Z. Zeneise perché uso la Z? Perché c'è la regola, che loro non la sanno, l'ho detta l'altra volta, ma loro non la sanno, che quando in genovese sento dire Z, se il corrispettivo italiano, anche questo c'è da considerare, è G, allora scriverò Z. Quindi zeneise, S o Z, cioè è una S sonora o una cioè è una Z sonora o una S sorda? No, nessuno. Allora, Vado a vedere.
ce l'è in italiano? Giangese. Non è Z, non è Z in italiano, Genova. ma è G, e allora scriviamo Z. Tipo, Ginocchio. Zueno, Zenugiu, Zisua, Giugiola, Maggio, 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 Masu, in questo caso qui è Masu, come avevo detto prima, no? Maggio perché è di G, Masu, viene parecchie, viene tanti. Sì, quindi Zenzia, gengiva, zenzia, gengiva, due Z. Gioco, zövu. che era Dante che diceva che usiamo tante Z. Sì, Dante diceva che usiamo tante Z, però e noi usiamo come in italiano, anzi anche un meno perché noi non abbiamo la Z di zanzara, zuzzurellone, eccetera. Cioè il fatto che noi diciamo Z quando viene a S, genovese, ma anche l'italiano dice genovese, qua Z, giusto? Sì. Quindi Dante, Vabbè, ma Dante ce l'aveva con noi. Con genovese. Ma che giorno di Bacchè? Con la visione Bacchè, vabbè. Allora, praticamente qua abbiamo un po' esaurito domande, dai, domande specialmente da voi due che... Mi sembra di averla più o meno capito. Mi sembrava chiaro. Allora, Per adesso. le analisi da fare sono sempre tre, no? Quando ho dei dubbi, analisi grammaticale, analisi logica eventualmente e analisi fonetica. Cioè, subito facciamo l'analisi fonetica e mettiamo le cose a posto. Poi magari l'analisi grammaticale serve per vedere se quello che sto dicendo è un articolo oppure è una preposizione articolata e allora si pronuncia diversamente, anche se si scrive diversamente e apparentemente si pronuncia allo stesso modo, ma non è vero che si pronuncia allo stesso modo, perché se tu fai attenzione non le pronunci allo stesso modo. Allora, vi anticipo, la preposizione articolata alla si scrive a trattino a, però ci arriveremo, voglio fare un esempio. L'articolo femminile, la, si scrive a. Se mi dico a Maria, ma lei è una brava donna. A Maria. Vago a Mena. Vago a Mena. Allora facciamo l'analisi logica. Fonetica. A Maria, a lei è brava. Vago a, non dico a Mena. Ho dei dubbi dell'analisi fonetica non mi permette di dirimere questa questione. Allora, faccio intervenire l'analisi grammaticale. Maria cos'è? Articolo, la Maria. In genovese i nomi richiedono tutti i nomi propri, l'articolo. Mentre in italiano, solo la o diciamo la Maria, il Mario, cioè non dice nessuno in italiano. Però in senese a Maria, a Mario, a Luigi, a Gloria, Baciccia, eccetera. Quindi a Maria usaia articolo determinativo. Vago a Mena in italiano sarebbe vado alla Marina e allora alla cos'è? Preposizione articolata, no? Quindi non la potrò scrivere allo stesso modo e poi allora a questo punto ti renderai conto che l'analisi fonetica doveva essere, cioè doveva darti la certezza che non hai avuto, però ce l'hai adesso dopo l'analisi grammaticale, che le due espressioni sono diverse. Una è A, valore 1, l'altra è A, valore solito 1,5, tanto per intendersi.
questo l'hanno detto per quale motivo? Però- No, è un esempio per farvi capire quanto è importante l'analisi fonetica e l'analisi grammaticale. Perché bisogna farla intervenire? L'analisi grammaticale perché altrimenti non riesce a capire. Se dalla fonetica non riesce a capire se è una A, se sono tutte e due A, oppure allora ci lunga, allora, questo è articolo e preposizione articolata. E allora, Si scrive diverso. non abbiamo ancora fatte le preposizioni articolate, ma nel momento in cui faremo le preposizioni articolate, sappiamo che alla si scrive A e altre poi vabbè, ci arriveremo. Poi ci sarebbero. Scusa, il trattino come si pronuncia? Allora, il trattino non si pronuncia, il trattino è un qualcosa che distanzia le due vocali. È un po'... Oppure No, lungo. un allungo, oppure è un trattino, a volte si usa come sospensione. Sì, è sospeso. Allora vi anticipo, questo qua lo posso anticipare tranquillamente e rimane lì, cioè come se, anche se arriviamo a suo tempo, non cambia niente, se lo sapete già. Trattino in sospensione dopo la doppia N, cioè lunga, fortuna, menga, eccetera. Lunga, fortuna, C'è la spagnolo. fenga, senga, girban, È come se ci mancasse un qualcosa che... Sì, è un trattino di sospensione e nello stesso tempo devi pronunciarla con un suono nasale. Per pronunciare col suono nasale bisogna tenere la lingua attaccata al palato inferiore, alla parte inferiore del palato. Questo l'avevo suggerito a una lieva tanti anni fa che era mantovana. Avevamo già d'ucciso, a Mantova, non era curva, non riusciva a dire Girbanna. Io dico, ma non la Girbanna, Lunna. Lo so, è difficile perché non è senese. E ho detto, allora, senti, quando devi dirla, devi tenere la lingua attaccata alla corona inferiore dei denti, no? Girban, hanno detto che per Girbanna, tendenza la lingua va su, Girbanna, no, Girban, anche se vuoi se di na, non dico se la lingua la su, fortun, lum, e via discorrendo. Mezzo muto. Quindi il trattino ha questa funzione, sospensione. E poi ci sarebbe da vedere un po' quei famosi fonemi in senese. Cioè fonema sono un po' tutte le espressioni, cioè anche una E semplice è un fonema. Però in senese diciamo che i fonemi fondamentali della lingua sono due e sono questi e sono E alla francese, se scrive E come in lingua francese, oppure AE con la E legata con la liaison alla latina. E è quel famoso fonema di cui vi parlavo prima, che i vocabolari riportano col circonflesso sulla E, per dire a mia che no, prima abbiamo parlato della U, va bene, comunque, ma l'altra volta avevo detto anche di questo, non sbaglio. Il circonflesso sulla E, qua lo mettevano apposta per mettervi in allarme e dire a mia che non è un dittongo, perché se io vedo una E seguita da una U, potrebbe benissimo essere un dittongo. Dittongo cos'è? È un'espressione grafica che viene pronunciata, formata da due vocali, che viene pronunciata con le vocali separate. E, U, A, E, nu. Chi è in ligè, quindi sa, te viene distinto di D. Ma come mai in ligè? Allora, si pronuncia in un altro modo, poi vediamo. Quindi questo, o te dice, mia che, dicomi sul circonflesso che usciti secula E,
è un suono unico, e non EU, come potrebbe essere in reumatismi. No? Giustamente, se io levo, io mi vorrei dire, sì, se tu levi, quando è reumatismi, come un levo levo? Non levo reumatismi, come faccio sapere sulle reumatismi o reumatismi? Allora, non si usa più il circonflesso sulla E del fonema perché era inutile, cioè se mi trovo di fronte a una E seguita da una U sarà sempre un fonema E. Quindi, e allora reumatismi? Ce ne sono poche parole che sono fonemi, che sono ditoni. Leudo anche, leudo. Allora in questo caso qui metto un accento acuto sulla E. Perché Le. Reuma, leudo, feudo, non so. Non in tantissime parole. vale un po' la Quindi io quando lingua. trovo, scusa, dimmi. Fare la conoscenza un po' della lingua, se tu sei. Ma in questo caso non è conoscenza, cioè, la regola è che di fronte a una E e una E e una U dirò sempre E, leggerò sempre E. È chiaro che, giustamente, tu dici conoscenza del linguaggio se reuma e leudo non hanno la E accentata. Sì, è vero, se trovo scritto leudo e qui c'è non lo uso più, potresti dire, ma allora si dice o leudo. Se io, chi non mette più il circonflesso deve scrivere la leudo e la E di leudo con l'accento acuto. Quindi lo dai preferenza a quello e non alla... sì, perché poi vediamo l'accento circonflesso che funzione ha. Messo così è un segno a brecchio, tanto per poi va a mettere in punto, non so. I problemi di una volta erano anche legati al fatto che la forma grafica poteva essere modificata solo attraverso, con la penna va bene, ma con la macchina da scrivere e gli accenti sulla macchina da scrivere. Quali sono? Acuto, grave e circonflesso. Sì, ho capito. Quindi Non ci sono neanche due Era punti. solo quello. I due punti venivano messi con le due virgolette. No? Tipo inizio la frase. Però è improprio, perché finché lo metto sulla A, sulla O, ma nel momento in cui lo metto sulla I, cioè che ne è tre, cioè, non è più. Quindi probabilmente loro hanno messo un circonflesso, tendi presente che siamo nel 1800, quindi non so manco se vi è macchina da scrivere, probabilmente non vi ha mano. No, credo, no. Nel 1800 non vi ha più. Ah, sì. E comunque hanno trovato questo sistema, però è un sistema, come si suol dire sempre, a coperta corta, no? Perché ti scrivi da una parte però ti descrivi dall'altra e ora vediamo perché. Invece l'altro fonema cardine è l'AE che si pronuncia come se la E fosse con l'accento grave. Infatti, se scrivo minestra in senese, come è? Menestra. Oh, mi so che, mica sono desena, so che a senese menestra. Però queste due sono diverse. Questa qua è è stretta. L'altra è è larga. Minestra. Quindi, io lo so. E mi direte, ma questa qua è anche questa, perché non lo scrivo così? Perché questa è, questa è lunga. Abbiamo detto l'altra volta che in questo caso è una convenzione, diamo valore alla lunghezza della pronuncia 1. In questo caso, in quest'altro diamo 1,5 come chi? 1,5.
di, be, no, menga no, fre, pue, mue, eccetera. È lunga. Mue, pue, non è mue, pue. Il valore è 1,5. E quindi scusa si scrive comunque Così. Hai hai attaccata senza niente. Come? Hai attaccata senza niente. Allora, la è attaccata, La- allora, uno potrebbe anche scrivere fre così, non è che va all'inferno. Però per la conoscenza del linguaggio so che è fratello che si dice fre, anche sulla staccò. Però da 10 è fre. Così, in modo che io lo vedo che non è un dittongo. Qui potrebbe essere anche un dittongo, però siamo sempre lì. Per la conoscenza del linguaggio so che si dice fre. Sì, si scrive proprio così attaccato, quindi. Sì, alla latina con una Ho liaison. capito. Se vai sul computer c'è questo carattere, lo trovi l'attaccato. In maiuscola così. Non ci ho mai fatto. È più difficile. Sì, è vero. Allora, abbiamo visto i due fonemi, poi ci sarebbe anche della N, l'un, ne usa parlò, o non è un fonema ma è un dittongo che è composto da due vocali che uno ha il valore 1 e 3, l'altro 0,7. Tanto per. Poi ci sarebbe anche il digramma schietto, come ti dici schietto? Scetto. Fucile, come ti dici? Scioppo. Cioè, in italiano non esiste questo suono, no? SC. Allora, anche in questo caso vi rendete conto che c'è un'interruzione? Cioppu, cioppu. E allora gli allievi all'inizio scrivono cioppu. Sono quasi una cosa, un suono Cioppu. Poi quando veniamo un po' più bravi, allora leva questo. Che è 2C. Comunque, quando trovi 2C sarà sempre non è un errore, non va scritto una cinci, no, sarà sempre sciuma, sciassu, eccetera, eccetera. Si scrive con 3C, si scrive. No, due. Come? Anche lì si No, conosce. 1, 2. Sono due. Ho levato il trattino, no, 3 non che fa. Ma senti, com'è che si chiama in quel caso? È un nome con... No, è un suono. Sì, è quasi automatopedico, come lo chiami? È un Esplode. Cianco. Esplode. Scianca, Non starnuto. in scianco d'uga. L'italiano non ce l'ha questi suoni, Doppia N, vediamo un po'. Ecco, gli accenti, allora, vediamo gli accenti. Si chiama digramma. Ci sono naturalmente gli stessi che ha l'italiano, cioè di E, acuto, grave, A, acuto. Delle lettere che non sono E, in italiano non c'è l'accento grave o acuto, è sempre un accento unico. Se c'è una A accentata, una O accentata, sarà sempre accento grave in italiano. Dagli altri poi riusciamo anche a fare distinzione per casi particolari, però più che altro è la E che ha questo doppio modo di essere letta. No? In italiano, per esempio, c'è il classico esempio. Io scrivo. Cosa c'è scritto Amelia qua? Re. Come? Re. Re?
No, c'è scritto re, quindicesimo, eccetera, eccetera. Beh, Centranello. Aspetta. Ma perché noi genovesi? Amelia, cosa c'è diciamo scritto sempre qua? re aperto, Re di nuovo? No, era Luigi XVI. Allora, Amelia, cosa c'è scritto qua? Re. No, è la nota musicale re. Cioè si scrive allo stesso modo ma si pronuncia in modo diverso. Questo anche in italiano, no? È chiaro. Quindi anche qui, in base alla conoscenza del linguaggio, ma anche in base al contenuto della frase. No? Se mi dico il re Luigi XVI, non dico un re di un re. Se mi dico invece quella canzone lì afferma un re minore, non dico in re minore, dico in re minore, no, però scrivo sempre lo stesso. Re Luigi suonava in re minore. Quindi queste potrei anche evitare di scriverle quando la cosa è conclamata. Le devo scrivere quando, per esempio, devo scrivere finché che va l'accento, no? È una parola tronca con l'accento su, e lì l'accento ce lo devo mettere. Se lo metto così, cosa è? Finché. No, allora va bene, allora devo mettere che l'accento grave, acchiuto, finché. Se invece scrivo caffè, devo mettere l'accento grave. Non posso non metterlo, non fare caffè. Gloria, venite, ti copro, mettiti un po' più qua. No, vabbè, affari tuoi. Quindi, sia in senese che in italiano, devo fare l'accento che fa. Invece i due accenti tosti che caratterizzano proprio la nostra grafia, il nostro linguaggio scritto, sono la dieresi e il circonflesso, che sono due punti. Hanno entrambi la funzione di allungare la vocale. Cioè, se mi gona O e gona O con un circonflesso, questa sarà O, questa sarà O. No, sarà sempre lunga, però la O col circonflesso si legge U. Si leggerà, se voglio leggerla lunga e voglio che rimanga O, devo metterci la dieresi. In questo caso leggerò O, però 1,5 sempre, però differente. E col circonflesso ottengo una U, con la dieresi ottengo una U. Allora, il circonflesso, se tutte e due, questo nel caso della O e basta, cioè fanno differenza, leggo un modo o leggo l'altro, solo nel caso della O. Quindi se trovo una O, così leggerò sempre O, oppure U in senese, no? Se trovo una O col circonflesso, leggerò sempre U. Se trovo una O con i due punti, leggerò sempre O. O, O, O. Allora, il circonflesso si usa per la maggior parte in fondo di parola. Quindi si usa quando la parola diventa, rispetto all'italiano, la parola genovese diventa tronca, come i verbi all'infinito. In italiano mangiare, in senese? In senese? Non mangià, vedi, e mica metto un circonflesso e quindi è lungo, 1,5. Ma perché mi metto un circonflesso e la sarà lunga? Perché rispetto all'italiano manca una re, non di mangiare. Allora, va via la re, la A rimane senza appoggio. Allora cosa fa? Si appoggia su se stessa, si allunga, per appoggiarsi, per mettere la mano avanti, quindi in case, e allungandosi diventa 1,5 di lunghezza, no? Per fare questo però mica devo mettere un circonflesso, perché se mi dove mettere il circonflesso non sarà mai il verbo all'infinito, ma sarà a Maria a mangia.
Sì, quindi Giusto. recupera la re con una A più lunga. Sì, allora questa è la lettera A, il circonflesso sulla lettera A. Sulla lettera O, per esempio, se mi scrivo segnu, No. in italiano è signore. Sì. Allora, signore, va via la re. Però. La O, anche in questo caso, non sa più dove appoggiarsi, s'allunga e diventa 1,5 di lunghezza. Però, segnu, la pronuncerò U perché c'è il circonflesso, e il circonflesso se lo devo mettere perché manca la desinenza finale. Il circonflesso va sempre a indicare una parola che rispetto all'italiano ha perso qualcosa in finale. Signore. Per esempio. Quella lì, scusa, quella lì è di nuovo una regola, È una regola. perché se no tutte le parole che finiscono in no dovrebbero pronunciare Sì, o semplice, però, o semplice. O semplice, esatto. Se hanno accenti diversi si pronunciano a seconda del caso. Allora, se mi dico segno, se dico sole, qual è in italiano sole? Su, o taggio cose, la parte finale, le, no? Sole, tolgo le, su. Allora, circonflesso, pronuncio U, lungo, 1,5. Siamo Amelia, alla 2 alcune, no. Cusci. Comunque ci ritorniamo, ci ritorniamo. Dante può dare ragione. Dante può dare Complessa ragione. perché più che altro bisogna Guarda, ricordarselo. noi, gli altri ho a dire, ma lo che non c'è regola è difficile, ve lo dico già. Se c'è una lingua che è piena di contraddizioni è l'italiano, ma è piena. Sì, è piena. Sì. Ho fatto l'esempio di, tu non c'eri, pegli Ah sì, no, c'ero. e glicine. Perché pegli e poi glicine? Gl e gli. Perché? Uno può dire, ma perché uno arriva da un turco? Ma no, non ne frega niente. Cioè se viene amico del vellese, GLI, questo è lese. Dipende dal significato del contesto della frase, no? No, in questo caso che no, perché sono due parole semplici, secche, pegli e glicine e negligenza e negli uomini, negligenza. Ma perché non è un meso? Gli perché non è un meso? E glicine cucumensa? Ma no, perché pegli o ven dopo. E allora gli articolo solo, cioè niente, bisogna sapere, basta. Bisogna sapere. Anche fare la lingua italiana. È così, la lingua italiana sì, è stare, verbo stare, Diciamo, è una condizionale. Che io stassi, no, che io stessi, restare, che io restessi, scusa, se stessi, no, restassi, e perché? Perché è più bello. Perché una Buona. Quanti ce n'ha di verbi irregolari? sono tutti. Io ho in casa il dizionario dei verbi irregolari. Qualsiasi verbo che mi viene, come fa? O lì. Praticamente. Sono difficili, molto difficili. La dieresi invece, la dieresi, i due puntini, ha la stessa funzione, i due puntini hanno la stessa funzione del circonflesso, allungare la vocale, più che altro dentro la parola. Qui c'è una caduta di desinenza, vogliamo dire, no? Parte finale della parola stessa, sia che sia un verbo all'infinito, non solo dalla prima coniugazione, ma anche dalla quarta, in genese in quarta coniugazione. La quarta sarebbe ire, non corrisponde, finire, finì, e allora abbiamo circonflesso. Partire, partì, va via la re, partire, ecco. Sia nella prima coniugazione sia nella quarta, per gli infiniti se ne mette
o circonflesso? Ma perché 4, scusami, non ho capito. Scusa? 4 coniugazioni? Guarda, perché ce ne sono 4. Ah, Una è are, a, che sarebbe la are. Non già. Poi sarà, c'è la e di piacer, piacere, ma non piacere, mi piace, verbo piacere. Piacersi. Vuoi, volere, no? Oppure dedurre, condurre, eccetera, eccetera, finisce in e. È sempre re però, sarebbe il ere dell'italiano. Praticamente sono, Quelle due. sarebbe corrispondere alle parole. Quelli con una e, non che ne tanti, esce tanti e poi però che ne è. Vabbè, Quindi perché non mi ricordavo. 1, 2, 3 e a quarta lei. Non mi ricordavo. Tende, vende, e piace, avei, eccetera, eccetera. Ok, grazie. Quindi questo è Perché quanto. non mi ricordavo proprio. Vedi che ho fatto bene a iscrivermi. Sì, sarebbero sempre 3, solo che la ere, la seconda coniugazione italiana, ha queste due Si diversificazioni, sdoppia. due ramificazioni. Quindi in isenese dice che Quindi regia, tre, una e i contiamo in 4. Sì, sì. Vedi che è più complicato di Rosella. Come? Questa cosa è più complicata. Sì, non è. Sì. L'italiano cade tranquillo che Non scherza. non scherza. Va bene, dieresi allora, allungano le dita. E allora, dieresi, Guarda la parola. abbiamo detto, Allora. se il circonflesso si mette quando, in finale di parola, perché c'è una caduta di una desinenza, invece la dieresi si usa dentro alla parola quando normalmente c'è una caduta di una consonante. Tipo bandeta, bandeta, arriva bandetta, o bicicletta, la bicicletta, cletta, però neanche che dimo bicicletta, no? Allora, perché è nato via una T, se mica dico bicicletta c'è una T, senti che c'è una T, bicicletta, quindi, però se mica levo a T, questa E qui la resta lunga, perché per andare piano a guantare l'altra T bisogna che si allunghi, lunga la perde, allora allungandosi per far vedere che si è allungata che va a dire sì. Bicicletta, Praticamente narciso. bandetta, anche di participi partiu, Senza la parola. Bicicletta si scrive con la al finale, no? Era bicicletta, quella. Ah, Bicicletta, sì. Avevo preso per una. Con una io poi gli esempi che ho fatto qui così. bicicletta, bandetta. Allora, per esempio, questo cos'è? Dio. Dito? Sì. E scrivo? Dio. Allora, tagliamo il dito, Dio. però in senese dico Dio, E scrivo Dio. perché è caduta la T. Puoi vedere che esempio ho fatto qui? Scusa, un po' si scrive come Dio con la Dio. Tornando alla bicicletta, noi diciamo bicicletta, non bicicletta. Ma la bicicletta. Noi diciamo bicicletta. Beh, dici bicicletta ma è un italianismo. In senese è bicicletta, bandetta, cunetta, quella del rosario. Ecco, Cunetta, coroncina, coronetta, sai, no? Dove c'è una caduta di consonanti. sì, la vecchia ristretta. Partiu, sentiu, marsiu, Scritto. scritto per esempio, no? Scritto dico, va via una T e chi? Scritto, ditu, detto, ditu. Quando va via una consonante. Mesu, mezzo, mezzo in italiano va via Z, allora diventa mesu e c'è la dieresi. Mesu. Allora, torniamo un attimo indietro, perché
ho messo a Z? Mesu. Perché? Analisi fonetica. Cioè fonetica, rispetto all'italiano com'è? L'italiano è mezzo. Italiano è mezzo, Z, metto a Z. Peso anche. Perché ho messo la Z? Perché è il G. Ma ti chiedi il mio scuola. Ma non mi ricordo che tu ti sa che quello. Adesso che è coniugazione Allora. di ricordavo. Peso, peggio, perché ho usato la Z? Ah, per la G. Perché G in italiano, peggio, avrei dovuto, allora, se l'è peggio, avrei dovuto dire mesu, no? No, si dice peso, ma tanti lo dicono, è peso, peso, allora va via una Z, perché qua c'è la C. Comunque questo ti insegna anche a parlarlo, perché a questo punto io avrei detto... Guarda, qua bisogna scrivere e parlare, Sì. bisogna darsi, Sì. mettersi in condizione che, però Bisogna fare abbiamo un anno di tempo, poi comunque sappiate che io vi boccio tutti, cucinato allora prendete la grammatica perché ci sono delle errata corrige. Allora c'è, aspetta un attimo, l'altra volta avevo fatto una cosa che era a pagina 13 se non sbaglio, l'avete corretto voi? No, A pagina 13 Orso. No, aspetta. c'era ora scritta o dieresi a, ho detto cancellella, fai appunto che non l'ha mai scritto. Perché? Perché? L'ultima riga. Perché l'ha sbagliata. Ditemi un po' perché è sbagliata. Chissà che l'ho cancellato, non so più cosa era scritto. Ditemi un po' perché è sbagliata. Allora, se io ho scritto Questa ora, non questo qua. ora. Non ora avverbio, ora è l'ora della pappa. perché è sbagliata? Perde la consonante? Allora, lì ho scritto ora legale. Quindi non è un avverbio ma è un sostantivo. Ora, senza nera è ua. Se lo scrivo così, leggetelo un po', cosa vi ho detto? Che la O quando ha l'accento, la dieresi si legge O lunga, quindi io l'ho scritto UA, ho scritto OA. Per scrivere ora devo scrivere così. U. Anche se non è in finale di parola. Finale di parola normalmente, però in questo caso. La regola che se perdeva la consonante dovevi mettere No, vale anche quello. Perde sempre qualcosa, anche con il circonflesso perdeva la parte finale, no? La desinenza. Però non è detto che sia sempre in finale di parola. Può essere anche, ci sono casi in cui si usa il circonflesso sulla O anche dentro, perché in effetti la pronuncia non è O ma è U. Se io dico cosa, no, dico polso, italiano è pusu, non posso il pan, pusu, il polso, anche qua, polso ma anche la tempia, pusu, dico U, sì che va via la L, ma va via la L e se io metto il circonflesso, a maggior ragione ho messo un segno per cui la O si allunga e va a toccare la S. Però se io dico U, non posso mettere la dieresi a me obbliga a pronunciare la O. Allora, se mica metto il circonflesso è lunga, l'allungo e diventa U. Se mi scrivo dolce,
Allora, vediamo come lo devo scrivere. D naturalmente, poi No, du, se. No. Con ci Leva confessa. la L, O. leva la L, no. cosa viene dopo? Dai. Cosa viene? La O? O come? Con ci confessa. Così conflesso? Poi vediamo se è Però giusto. perde la consonante, Poi? ci andrebbe Sì. il pallino. Poi C. S? No. C. du, se. Tu sei. C cediglia. C, Ci qui c'è la C. Sì. E allora che cosa si dice? Cediglia. DVS però. Sì. Ci In italiano è C, e allora che cosa che va? Sì, ci con va. ci Ah, Se. Allora, così è giusta. Perché dico du, se. Se. Se mica mettesse i due punti, Dos. allora, dos. Un pan raffermo in senese è posso. Posso. Allora, per fare in modo che questa si allunga e si pronunci o, dovrò metterci la dieresi. Oh. Cioè, la dieresi, con la dieresi pronuncerò sempre o, con il circonflesso pronuncerò sempre u, lungo, sempre, tutte e due. Quindi, sia che sia in finale, normalmente è in finale di parola, perché si usa quando manca una desinenza. E quando manca, c'è una caduta di consonante, si usa la dieresi dentro. Però, se la pronuncia è o, uso la dieresi, ma se la pronuncia è u, sono obbligo a usare il circonflesso, perché nunca non si capisce niente. Allora è primario, diciamo, il suono. Cioè, è la pronuncia, siamo sempre Il lì. fatto che cada la consonante è secondario. C'è sempre una caduta di qualcosa, sia in un modo che nell'altro, no? Abbiamo detto che dentro la parola bicicletta, bandetta, ditu, eccetera, cade una consonante. Però anche di là cade qualcosa, no? Normalmente, ma poi ci sono, come in tutte le regole, ci sono i casi diversi, le eccezioni. No? Quindi, però da tenere presente sempre regola aurea, o, la leggerò o oppure u, abbiamo visto più o meno quando, o con la dieresi la leggerò sempre o 1 e 5, la o con il circonflesso la leggerò sempre u 1 e 5. Giusto? Sì. A un certo momento parlo dello zucchero, lo vedete? Metà verso il fondo, da metà verso il fondo. Dico zucchero, lo vedete? E scrivo succo, Da metà verso che pagina? 19. succo, Sì. che ha scritto così. E non è giusto, è sbagliato. Chi ha scritto succo, non succo. Oh. Giusto? Quindi quello che ha scritto lì è sbagliato. E quindi per evidenziare che non ci va l'accento qua, anche se non c'è, per evidenziare che non lo devo dire, non lo devo evidenziare l'accento qui, lo metto qua magari. Succo, l'accento tonico è la U. Succo. Per il fonema AE abbiamo detto che se io lo scrivo alla latina legato non c'è nessun problema, sarà sempre un fonema da pronunciare con una voce unica. Se invece lo scrivo staccato e mi onte l'anima però che vi altri o lesei è come un fonema, posso anche farlo. De volte ho trovato, non è detto che trovato sempre A e legati, trovato anche così. Vabbè. Però si pronuncia sempre uguale? Come? Si pronuncia sempre uguale? Sì, si pronuncia sempre uguale, però a volte lui l'ha scritto così, mi interpreto, se ha scritto un io so che mamma si dice muè, su scrive così, stacco, o so quale muè. Però se esce giusto, obiezione.
E se ti scrivi così, come fai a sapere se è in fonema o se è in ditongo? Per esempio, in te carezza. Com'è la carezza in senese? Carezza. Caessa. Allora, cassa o caessa, cioè se ti scrivi, ti sei usato quella, diciamo, da penna non rossa celeste, scrivi lo così, no? Però mica scrivo così, quando devo scrivere caessa non ci serve solo in fonema o solo in ditongo. Allora, in interrogatorio anche qui, in sciaie che metto in accento acuto, caessa. Però segnate scriviamo all'altro modo, quando scrivo caessa posso scriverlo anche così, che non c'è nessun problema e lo identificherò come ditongo, come A e. Dolce e mi comincio a diresi che va il circonflesso. Correggete, metteteci un circonflesso al posto dei due punti. Allora, domande, mi non faccio avanti, domande. Lui ha detto bandetta. Bandeta. Parola che non ho mai. Bandetta. Cos'è? Ventaglio. Ah, ventaglio. La bandeta. Bandetta. La bandeta è quella da Susciante Fuori. Banderola. Banderola veramente. La bandetta è ventaglio. Ventaglio. È ventaglio, bandetta. Poi, scusa un'altra cosa. A pagina 6, 20 proverbi, dice Natale o barcun, Pasqua o Tisone. La risposta è no, premonia seguirà. Sono battute queste. Sì, ma Natale o barcun. Un significato. No, non vuole scusa. Pulmonite. Proverbi. Pulmonite. Aspetta. Natale o barcun, Pasqua o Tisone. No, se ti fai Natale o barcun, premonia seguirà. Premonia è una polmonia. ah, Io fa un po' spiritoso. Questo è lo spiritoso, come dice Fede. Allora, premonia, come l'ho scritta? premonia non Allora, se guardate a pagina 16, il primo proverbio è premonia, l'ho scritto così. Dice mie donne vecchissime. Premonia. Perché l'ho scritto qua, quei due punti? Perché in italiano è polmonite, dicendola, facendo una fusione maccheronica tra polmonite e premonia viene fuori premunite, non sarebbe. Quindi in questo caso è caduta la T e di conseguenza metto la dieresi sulla I. Allora, qui non c'è il problema circonflesso, perché non è la O. È la O che a volte si pronuncia O, a volte si pronuncia U. Chi ha io si pronuncia sempre I. Perché la gente che mette il circonflesso anche qui, non è giusto. Però non cambia niente. Perché il circonflesso mi dice di allungare la vocale. In questo caso è una I. Potrebbe anche andare. Mi preferisco perché c'è anche quella lunga, la J, no? Come nei... Premonia? No, quella lì è impronunciabile se ci metto la I lunga. Premonia. Ostaglia. Adesso ho preso un castello. Anche io volevo dire una cosa. Prima hai detto che con la I, se metti la diesis, poi diventano 3 puntini, sbaglio? No, se ti serve la macchina da scrivere per mettere i due puntini. Ho detto che quando non c'era ancora il computer, che c'erano solo le macchine da scrivere o le macchine elettriche, se ti dovevi mettere in circonflesso, c'è il circonflesso sulla macchina da scrivere. Se ti torni in diretti, metti il circonflesso. Se ti dovevi mettere 2 punti, come in questo caso, no? Non che fa 2 punti, posso i 2 punti e praticamente c'è la macchina da scrivere. Allora ti usavi le virgolette, tac, venivi in virgolette e veniva invece dei 2 punti veniva da 2 piccole stanghette, no? E poteva anche andare, però A, E, O, U, bene, ma in I ha già l'accento.
Quindi te vieni a fare così Si diventava un... 3, ecco. e poi io ve l'ho fatto ballare. Sembra Ma i stanghette cirillico. andavano a toccare il puntino della I e veniva fuori un pacciuto. Va bene, comunque. Invece di Nino, scusa, se non che fuisse a dieresi sulla I, potrebbe anche lese premunia, se non so miusenese. Premunia. Invece come dieresi capisci che l'accento deve allungare I premunia, no? L'hai corretto Sì, ma ti godevi mente? Ah, È atonico, Cioè, se tu non ce lo metti, l'accento tonico lo dai. Esatto, dici, Boh. come si dice? No, ci va, ci va. Sì, giusto. Invece, se mi scrivo poesia, che non è poesia in senese, ma è poesia, poesia, allora, che metto i due punti, secondo gli altri, Ma non credo, no? No. perché non ce li metto? Poesia, ma perché quella giusta. no. Perché non si può leggere Non la con allunga. altro. Perché in italiano è poesia, Esatto. non cade niente, non c'è nessuna lettera che Infatti, sparisce. no. E invece è un classico esempio dove si usa la X e poi la I. Sapete che dopo la X non si usa mai bacio, baciu, XO senza la I. Perché in questo caso è tonico, cioè la I è tonica. Quindi poesia, fantasia, arbagia, geogia, eccetera, sono tutte toniche. Geogia dipende, in italiano è gelosia. E geogia è anche Prego, fantasia è la fantasia. anche la persiana. Se non ci fosse la I, come la leggi? Come? Se non ci fosse la I, come la leggi? Poesia. Senza Senza la I, come la leggi? le voe, La I, si legge poesia, punto. Poesia. È un'altra cosa. poesia. È già stemma, poesia. Pianta. perché la pronuncia cade su quella I, Sì, non la leggi. però. diciamo, di pronunciare. Se no non si potrebbe leggere. Cioè come dovrebbe essere Sì, pronunciato. tante volte mi domando, ma che va i due punti o che va l'accento perché è tonico in italiano? A volte in italiano non c'è il corrispettivo, a me non me ne viene in che, ma succede. Sta chi ora, non si sa, Non si sa. è È così e basta. così, cioè non sai come metterla. Ora non ne ho esempi da farvi. Però può succedere che non c'è il corrispettivo italiano come ti fai. Poesia c'è poesia. Per esempio, arbagia. Ecco, questa è una parola. Arbagia che è la brezza, no? Arbagia è la brezza serale marina. In italiano come è? Brezza serale marina. Arbagia. Arbagina, arbagia in italiano. Non Ma è c'è proprio non esiste. E allora cosa ne metto? Boh. Non saprei. Se non c'è il corrispettivo come faccio a sapere? C'è una caduta? Ed è cosa? Non so mica se è una caduta di consonante. Oppure se è una parola come poesia, Sì, e lì cadute in benè e di conseguenza devo sempre scrivere ti accorgi che senza poesia senza- la scrivi così. Arbagia, ti puoi scrivere in qualsiasi modo che non ti sbagli, perché nessuno ti può dire che ha sbagliato. E perché ho sbagliato? E perché in italiano come è? Ma sono casi rari, cioè, non è che... Sì, ok. Senza... Allora, domande? Amelia, tutto bene? Dimmi qualcosa, dai, che non hai capito, ma è possibile, sono così bravo che hai capito tutto. Ma perché bisogna ricordarsi. Vogliamo andare a letto. È facile capire, perché Poi spieghi mettere bene, in no? Ah. E poi ricordarsi. Va bene, quello di ricordarsi è che Vedi, ora mettiamo un po' di a fieno in distanza di cascina, no? anni. Poi faremo degli esercizi per e ricordare. dall'esercizio ti rendi conto degli errori che ti fai e di conseguenza capisci l'errore che hai fatto e è sperabile che non tu faccia più. E poi quando faremo l'esercizio mi scrivo, più o meno faremo così. Ora non siamo ancora in grado di fare delle frasi compiute, nel senso compiuto,
metti io le parole, scrivi io la parola in italiano, chi, poi io la pronuncerò in senese e gli altri dovete scrivere in senese. Poi vedi io, questa qui si scrive così, questa così, questa così, poi le correggei da soli e poi mi dico chi ha fatto meno di 10 errori, Nessuno. chi ha fatto meno di 9, chi ha fatto meno ricordo che di chi ha fatto meno di 10 errori il primo o secondo anno. Come fa? E non sa mai a mano. Chi ha fatto manco come mai? Hanno fatto 20. Georgia. Allora, gelosia, georgia. Allora, prima la scriviamo in italiano. Sono scritti. Sì, perché lo regista. Che però può essere anche Allora. italiana. Lo traduco. In italiano è gelosia. Ma non sembra senese. Poi tu vieni. Parte finale abbiamo detto che zia alla gia. Guarda, in italiano. Ti devo tradurre. Brava. Parte finale è gia. Poi gelo, gelo. Dico invece di gelo cosa dico? La Z ci va. No. No, in questo gio. Gio. G. No, io dico Georgia. Allora, Perde la L. la G vale, cioè, il meccanismo della G è reversa. Se in senese dico Z, devo scrivere Z, devo scrivere Z se in italiano è Z e devo scrivere Z se in genovese, se in italiano è G. Esatto, non il contrario. Ma non al contrario. Cioè se è gelosia, Devo scrivere Z. No. no, ma in genovese io dico Georgia, parti dalla parola genovese. In italiano ci vai dopo, a posteriori, cioè Zena, Ok. devo scriverla come? A Z Con la Z. o qua S? S sonora o Z? Z perché in italiano è Genova G. Chi non ti devi partire perché alla Genova devo scrivere in Z, no. Non è. Ti devi prima analizzare la parola genese e poi ti vedi in italiano. Ma non dall'italiano ti passi al senese, perché allora tutte le parole che cominciano, che gana Z, gana G in italiano, in senese devi scrivere qua Z. Se mi dico Giuseppe, e non devo mica capire Giuseppe, no? Non è Giuseppe, non è Giorgio. Capisci? Solo quando parti dalla parola genovese e avverti l'esigenza di sapere se è una scritta, se è una S o se è una G o se è una Z. In italiano è G? Sì. E allora? Zisua. Come scrivo? Qua Z o qua S? Può vedere. Giugiola. Ah, che è G. E allora è Z. Masu. Maggio. Oh, no. Scrivo qua Z perché è G. Zuenu. Zuenu. Come scrivo? Qua S o qua Z? Non è italiano. Giovane. Sì, dico è S o Z, S o Z. Cioè, Z se è in italiano è una G. Quindi gelosia come la scrivi? Allora, qua è rimasta ancora gelosia. Allora, non è che bisogna fare tanti conti, bisogna affidarci adesso alla analisi fonetica. Come dici? Giorgia, come dici? Come dici? Dila, scandiscela bene. Giorgia. E la O com'è? 1 o 1,5? Georgia. 1,5. 1,5. E allora, per scrivere O e legge Allungata. io scrivo così. Gio lunga. Allora, accento circonflesso o dieresi o Dieresi. I due puntini. due punti. Geologia alla Georgia. Però
Cioè, il figlio. Non riuscivo a stare. Famoso Dante. Sì. Anche persiana, stessa. È come Giuseppe. Giuseppe, no? Come la Giuseppe? Giuseppe, fai un Giorge. No? Gio è O. Se io ci metto il circonflesso sarà Giuge. No. Allora, 2 punti. Gio, poi? Cosa ci metto? Allora, Giorge, cosa ci metto? Bravo. Allora mamma ne facciamo una più facile. E poi dopo X, Giorge, secondo me. Brava. Se però io invece ad esempio se io ad esempio dico Giuse, Beh, Giuse. allora anche l'accento è diverso. Giuse, è una parola italiana, Giuse. È un diminutivo di Giuseppe ma italiano. Giuse. Giuse è italiano. Beppin. O Giorge, Giuseppin, Giuseppe, ma anche Pippo. Pippo e Giuseppe. Pippo come lo scrivo? Pippo, così? No. Come lo scrivo meglio così? Pippo? No. No? L'italiano com'è? Pippo. E allora? Scriviamo così. Giusto? Giustissimo. Pippo Barbetti. Poi domande? Non hai cioccolato ma cane. Se invece di quelle stanno in poco. Sono interessante. Sono più attento. Ma tenete presente che questi sono i cardini. Come quando il figlio va a imparare con il ballone che mostrano a colpire la palla, a tenerla ferma, a correre bene, a fare, cioè la preparazione. Sono i fondamentali questi. Non è che sia poi tanto di più, Qua però c'è il succo, cioè il grosso, perché poi andiamo a vedere, sono tutti argomenti tipo pronomi, gli aggettivi, eccetera, eccetera, che sì, hanno delle regole da rispettare, però la grafia, poi geometria la svilupperemo di questa roba qui in base a quello che non parlo ora. Cioè, se mi faccio le dico i numeri, no? E le dico 1, 2, 3. 1. Facciamo un po'. 1, 2, 3. Dai, andiamo. 1. Come lo scrivo? 1. 1. Allora, fate l'analisi fonetica. 1. Con la U. È lungo o è corto? E la U. E U Corto. È corto, Sì. quindi nessun accento. Non te l'hai usato. No, quello là, se mi scrivo così, quello è. Abbiamo detto, quando abbiamo parlato della lettera U, se lese U o U alla francese, cioè U toscana o italiana o francese, U. In questo caso qui cosa ho detto? U. Se dico U francese sarà sempre U, giusto? Come quando se dico S sarà sempre S, se dico 2S saranno sempre 2S, se dico Z allora vado a vedere il corrispettivo in italiano. Quindi se dico sarà U, perché ho detto U, non può essere O, cos'è l'essere U, no? La O si può leggere U, ma mai U, quindi se dico U sarà sempre U, quindi due, la parola è due, però mi dico due. Sempre la U. Francese. Allora, due,
Allora, in genovese U2, ulè un po' lungo, due, e allora in finale di parola che mettiamo un circonflesso. Due, tre, tre, che volendo per fare una figata che mettiamo un accento acuto in sciae tre, tre. Se l'avesse messo invece grave, come veniva? Tre. Tre. Però voglio dire una cosa, contrariamente all'italiano, i numeri in genovese hanno il genere. Ora qui parliamo del gender, figurati. Hanno il genere, solo i primi tre numeri però. Che è 1, 2, 3, ma che è anche 1, 2 e 3. 1 come sai? 1 come sai? Cosa scrivo? U o? 1, Cosa scrivo? Trattino. Prima due trattini? Prima due trattini? Quante N? 2. 2. Trattino. A. 1, 2, 2, non ci piove. 2, 3, come lo scrivo? Con 4 3, con 4 E. Come lo scrivo? 3, 3, come lo scrivo? Come la dieresi. 3, come lo scrivo? La dieresi, no? Allora, è un fonema. 3, Bello. 3. Trae. No, non è 3, è 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi vabbè, 4, da 4 in poi sono promiscui, non ne hanno genere o sesso, che ormai con gender si girano da fare. Attenti. Questa cosa è interessante, non Sì, no? Noi abbiamo anche i numeri col genere, che poi si confondono un po' con gli articoli indeterminativi, no? È uno o anche articolo, però è un. Quindi, quante che ne è Kane? Quante che ne è anche due? Quante che ne è Peie? 2. Qui è un aggettivo numerale, è il numero, no? 3. Quante che ne è Peie? 3, non 3. A proposito, abbrecchio, facciamo una divagazione. Abbrecchio è una parola derivata dal latino abrupte, che vuol dire, non lo di proprio quello che intendiamo gli altri, cioè di a casaccio, comunque si avvicina, ma comunque il termine è quello, abrupte, dal latino abbrecchio. Ecco, quando gli altri dicono abbrecchio, in che circostanza lo usiamo abbrecchio? Cosa vuol dire abbrecchio, prima di tutto? Non sai cosa vuol dire abbrecchio? No, però lo impari. A casa. Abbrecchio vuol dire abbrecchio. Cioè, vuol dire, è così, sì, fatto alla carnola, quello ha fatto un low abbrecchio, ha fatto un low affetto, no? Sì, l'ha fatto un low affetto, quello ha fatto un low abbrecchio. Però nello stesso tempo vuol dire anche abbrecchio, assai. Quante persone che esce da che ne abbrecchio, aiosa, vuol dire anche fatto male e aiosa. Ma una cosa, come fa dei due significati? Ma staremo a vedere, non sono tanto dissimili, due significati. No. Perché abbrecchio lo di
fatto male, messo alla rinfusa, no? E ieri carichi di perseghe. Le perseghe sono alla rinfusa. Di mica mi se uscì, no? E sege, quante ne sege? Perché? E in misse. Noi non la messa in uscire, nascono così. No? Quindi abbrecchio, sia che significhi fatto male, un lavoro fatto alla carlona, oppure che significhi in gran quantità, se andiamo a vedere, hanno qualcosa in comune. Diciamo che abbrecchio potrebbe significare non preciso, per cui... Sì, vuol dire mal fatto. Esatto, per cui non preciso è diverso, perché non preciso significa che non è fatto bene comunque, però... No, ma guarda, no. Se è appena impreciso non è abbrecchio è proprio il verreo l'ha fatto un nuovo abbrecchio. Però le cose che sono tante sono messe senza... Ma perché sono messe senza ordine? Sì, esatto. Le pesche? Le pesche. Allora, e pesche in senese e in perseghe. Mi raccomando. In chilo di pesche? No, perseghe. Andiamo a parlare l'altra volta. Poi. Dimmi. No, ma quello di l'altra volta delle famiglie sempre delle insegne, Sì. scritte. Ah sì, ci hai dato il compito, io non... Che ne è una lì da stazione, che è sapori mediterranei, hanno diverse... Lanzanese. E la ganzenese? Non ha scritto, oggi frisceur, frisceu anche. Come ha scritto? Così? Frisceu senza X. Senza I, così? Così ha scritto? E fa manca I. Friscieux, vai. Friscieux, si sente, se lo analizziamo foneticamente. Friscieux, come figieux, si sente che c'è? Cioè che manca I lì. Ci manca la I, Friscieux. Quella di Friscieux l'hanno scritta, io ho visto scritto Anche così. con la X. Frigeur. Un po' troppo. Addirittura ti dici... L'ho contata l'altra volta quella dei Tres, no? È fantastica. Tres l'insegna, l'altra volta non c'era più. Tres, no, da e tres, 3 parole, 5 rodici. Addirittura se l'hanno scritta, hanno usato l'accento circonflesso che non avrebbero dovuto, però vabbè, glielo posso concedere. No? Licenza. E va sulla E, semmai. Loro l'hanno messo sulla U. Glielo concediamo? Ma sì, lo concediamo. Però la messa reversa, non si riuscì. E il bello era che si trattava di un'insegna al neo. Quindi non era un'insegna che prima cancellava, era un tubo al neo, quindi hanno dovuto tenerselo così. E quando avevo detto, ma Barbara, ma scusa, ma guarda, quando l'ho ordinato, quello non diciamo noi, Abbiamo traduttore. quello non sappiamo noi come si scrive. Non era... 5 ruli. Chi per esempio che ne sa? Uno che non doveva andare via, 2 che non l'ha messo qui e 3 che l'ha messa reversa. La reversa quella Quella è bella. Dime, concedimi una divagazione, forse te l'ho già chiesto. Osci tu esse alligator. Allora, Osci è uno dei tanti modi di dire tipici del linguaggio genovese. Posci tu esse vuol dire possa tu essere. Alligator. Vi viene in mente qualcosa? Alligator, cosa le viene in mente? La lucchetto. Lucchetto, brava. Allora, alligator, quindi trasformiamolo in participio passato. Alligator. E si prega una persona di andare a finire in prigione. A volte anche in termini benevoli, no?
lui può fare una cosa straordinaria. Poi lì un po' poscituesa, che poi il genovese, siccome le parole non costano niente, però anche dove le cose non costano niente, le voto un taglio proprio non si sa mai, e invece di poscituesa all'ugato dice poscituese, e non contento dice ma aspetta un po', risparmiamo anche un po', poscitese, poi basta, adesso non può ridurre, poscitese, giusto? Ognuno poi decide cosa. Sì. Guarda, i modi di dire genovesi sono belli perché sono solo nostri. È che poi Sono solo nostri, cioè non è il proverbio, che ne so, rosso di sera, buon tempo si spera, rosso di sera, buon tempo si spera. Non esiste, no. Per dire, guardate che modi proverbi e di modelli che sono i nostri. Per esempio, chi spendere più spendere meno. Non esiste nelle altre parti, nelle altre lingue o dialetti. Chi spendere più spendere meno. Sarebbe un ossimoro, un controsenso. Più spende, meno spende. Però ha la sua valenza, perché chi spende di più compra un qualcosa che è più duraturo, che è più valido, quando invece se ti spendi di meno ti catti in ravato, tipo i perli, no? Sì, sì. Ti trovi che ti catti in perla dove tu 5 euro in perla, due in perla, un po' di vento, tanto tocchi. Ti vai da Cappellea 30 euro, mica noi da Cappellea 30 euro, non lo pagò 30 euro, lo pagò 30.000 lire a Lua, non ha con nuova. Lui ha 18 stecche. Cioè, ora tutta una stecca. Per dire, chi spende le più spende. Tu invece dicevi che. No, chi più spende meno spende. Chi più spende meno spende. Sì, è quello che Sì, è la sostanza. Comunque sta un po' anche a indicare la nostra indole. Perché dicono che noi siamo avari o sparagnini o tirchini. Però noi siamo quelli che spendono di più e poi spendere meno, cioè siamo oculati amministratori delle nostre sostanze, quindi siamo gestori del nostro capitale e lo gestiamo al meglio, non siamo avari, cioè nel senso che non dobbiamo spendere assolutamente. Poi ci hanno etichettato come avari, mentre invece non lo siamo. Che è un'origine, no. Ma perché abbiamo sempre commercianti, i commercianti sono sempre stati visti come delle persone che se poi arranfano e gli altri erano commercianti, giravamo il mondo, commerciavamo, di conseguenza. Io ero con un collega che era un fenomeno, che aveva fuori un sacco di proverbi, tanto non lo so, tipo, ti va a saccare un mago come un russo cartà. Sì, esiste. Ma ha un fondamento un fenomeno, non sembra all'essere con Macumo russo cartale, e poi all'essere con Macumo i neghi. Però se ne va a vedere un Macumo i neghi, un mego va a cercare un mappa per curarlo. È un voler sottolineare un fatto alla rovescio per dare maggior risalto. Cioè, ti vai a cercare un ma come i neghi vanno a cercare un ma. Ti invece ti fai finta, ti pare essere un mego, però ti vai imbellinate le teste qui dentro a un ma. Idem, da quando dice, o la ciù da fare che un come del notte. Ora, ti metti un come del notte con sulla da fare. Quella lì come non fa niente, no? Però in giro chi si dà da fare, pigia a quella, pim pum pa, c'ha un mego, c'ha una puntura, che è un fermento in giro e lei non fa niente, però si identifica la persona a reversa per evidenziare tutto il fatto stesso, capisci? La veda faccio un come del Va bene. Ora, finiamo con una barzelletta che
identifica bene il genovese tosto, Vero. però noi altri siamo talmente sportivi e consapevoli della nostra ironia che ci siamo tagliati addosso delle barzellette che ci fanno apparire avari, ma lo facciamo apposta per proprio fare in modo che questa diceria non lo sia, per esorcizzarla quasi. No? Allora, breve, prima notte del matrimonio. A Maria, lei in letto, Giuseppina, lei in tuo bagno, stanza oscura, no? Giuseppina uscite, a Maria in letto le dice: Giuseppina, sono senza baraghiette. Mia Maria, come siamo qua spese, E invece il farmacista, lui ora di chiusura, pigiò un libro. Porco giù da barinigo da tu, quando tu strecchino invece di penicillina. Oh, non cammino subito, sto i barco, marinigo. Oh, speciale, cosa è? Il farmacista non teneva lo speciale. Speciale da mego, invece il droghiere è speciale da luce. Oh, ma cos'è che è speciale? C'è marinima, che già si ricorda, stamattina le veniva, sono venuta, mi ho detto, strettinino invece di penicillina. Vedi che differenza è? 7 euro! L'ultima è un'altra bella della luce. In tembar entra una donna nua, completamente. Non l'ho vista. In caffè. Cosa c'ha la mia? Ah, niente, abbiamo un po' dove si attende per l'avanti per pagare un caffè.